pratica, no? San Biagio per Militello Rosmarino rappresenta tutto. Pensi che moltissimi concittadini che vivono anche all'estero, negli Stati Uniti, fanno ritorno quasi sistematicamente ogni 24 e 25 agosto proprio per vivere insieme a tutta la comunità questa nostra festa religiosa che accomuna l'intero popolo di Militello Rosmarino. Del 1700 raffigurante San Biagio che esce solo il 24 agosto per la processione dell'entrata. Iniziano i festeggiamenti in onore di San Biagio, i festeggiamenti estivi. Dottoressa Lorrè, perché questi sono appuntamenti ed eventi da non perdere? Perché per me rappresentano il mio passato, il mio presente, le mie radici. Assolutamente mi ricordano i miei genitori, mio padre, mia madre, i momenti bellissimi della mia vita. E l'amore per Militello, quello resta sempre indelebile nel mio cuore. Questo momento è vissuto con tanta emozione e commozione per noi di Militello e anche per i tanti emigrati fuori per lavoro che si recano sempre presenti e numerosi alla nostra festa. Per noi questi giorni di festa è una cosa inspiegabile, non si può dire a parole. Quindi vi invitiamo anche a tutti le persone che seguono la pagina a venire, perché abbiamo tantissime tradizioni bellissime, come oggi il lancio dei Cucciddati in Piazza Lodato e come le due corse di domani per la processione. Per noi rappresentano tutto, anche perché noi viviamo in questo paese un anno intero e la cosa più importante e più bella che comunque ci unisce tutti è la festa.
Sono dei giorni molto importanti, da vivere veramente con tanto calore e affetto verso il nostro patrono. Soprattutto siamo molto accoglienti anche con la gente di fuori, venite a trovarci. Viva San Biagio! Aspettando la festa del 25 agosto, come... Agosto è una giornata, è la più importante, sì, partirà di mattina, già alle 8 ci sarà in giro per il paese la banda per svegliare, diciamo, gli animi della festa, e poi verso mezzogiorno e mezza, quasi l'una, ci sarà la processione del nostro santo patrono con 2 bellissime corse da vedere, e poi la sera si concluderà con il cantante e gli spari di giochi d'artificio. Adesso ci sarà la processione della Rama che sale dalla chiesa madre insieme ai cosiddetti cufini, che sono delle ceste che contengono i panotti che verranno lanciati al popolo da questo balcone. L'adrenalina è al massimo, è il momento in cui il comitato di San Biagio distribuisce i panotti al popolo, e anticamente era forse una delle cose più importanti, perché appunto dopo il raccolto, quindi il raccolto abbastanza abbondante nel mese di giugno, agosto era proprio considerato il mese dell'abbondanza, e per ringraziare questa abbondanza San Biagio distribuiva il pane a chi non appunto poteva permettersi. Però è un momento di adrenalina al massimo, che infatti tra qualche secondo potrete vedere. Le persone faranno una vera e propria gara agonistica a chi riesce a prendere più pane, e nonostante possa sembrare una cosa dura, quasi difficoltosa, potrete vedere che da qui sopra tutte le persone sorridono, non c'è nessuno che litiga, è un sorriso dedicato a San Biagio.
momento del lancio dei panotti è proprio il clou della giornata di oggi. È un momento in cui si richiama l'antica tradizione in cui le famiglie più facoltose di Militello aprivano i propri granai alle famiglie più bisognose. Una volta l'anno accadeva questo rito e oggi ancora una volta questo lancio dei panotti simboleggia la voglia di una comunità di essere unita. Cali, dove sudare tutti uguali? Abbiamo visto un ramo portato, di cosa si tratta? Allora, la rama è una rama di alloro, simbolo di San Biagio, simbolo del martirio, che apre tutte le processioni in onore di San Biagio sia a febbraio che ad agosto. Grazie, bravo. Ottimo. Il rito dell'entrata rappresenta un momento molto significativo per il popolo militellese che si ritrova in piazza per ricevere il pane benedetto che viene lanciato dai cosiddetti sambrasisi. Questo è un rito che si celebra da centinaia di anni e proprio sta a rappresentare il momento in cui il santo patrono sfamava la popolazione militellese, la popolazione bisognosa. La gente si ritrova accanto al santo patrono, molto commossa e comunque partecipa a questi 2 giorni di festa. Moltissima gente che si trova fuori per lavoro fa rientro al paese proprio per onorare il santo patrono. dei panotti è proprio il clou della giornata di oggi. È un momento in cui si richiama l'antica tradizione in cui le famiglie più facoltose di Militello aprivano i propri granai alle famiglie più bisognose. Una volta l'anno accadeva questo rito e oggi ancora una volta questo lancio dei panotti simboleggia la voglia di una comunità di essere quanto la